Del sindaco Achille Variati, nonché presidente della provincia, a questo convegno che parlerà di città, di alberi, di verde, di cose che noi desideriamo molto e che purtroppo abbiamo poco anche nella nostra città. È un tema affascinante, straordinario, di grandissimo livello e spessore. Finalmente si comincia a parlarne, perché se ne parla troppo poco, se ne scrive qualcosa di più, ma poi alla fine quando si va a vedere, realizzare, si realizza molto molto poco. Abbiamo qui un architetto di grandissimo spessore, posso dire così, senza che si offenda, Stefano Boeri, è anche collega, quindi lo posso dire. Ho visto il suo lavoro che è stato molto pubblicizzato, molto considerato, anche premiato, no? In giro non solo in Italia ma anche nel mondo, per questa idea straordinaria che ha avuto di progettare un edificio, quindi un'artificialità, e poi su questa artificialità inserire la natura, quindi gli alberi e tutto ciò che compete, che comporta la trasformazione della natura all'interno delle stagioni, del tempo, del vento, di queste condizioni straordinarie che ci sono. È un tema che abbiamo dimenticato. Noi italiani eravamo maestri anche del paesaggio e venivano fino al 700-800 in particolare a vedere i nostri paesaggi, il nostro territorio, che aveva una coerenza assoluta dal punto di vista sia dell'architettura ma anche dei viali, ma anche dei giardini, ma anche dei parchi. Questa cultura qui in parte l'abbiamo conservata grazie anche a un associazionismo, scusate, del bisticcio che abbiamo locale, anche vedo qui dei rappresentanti, e in qualche modo attraverso proprio il volontariato, diciamo, delle persone si è riusciti in qualche misura, anche con FAI, anche con un'associazione insomma di straordinaria presenza, aderenza sul territorio su questi temi, siamo riusciti a salvare qualcosa. Ora bisogna aprire, io credo, un nuovo fronte, una nuova strada. Dobbiamo cercare di coniugare il territorio con il paesaggio, dobbiamo cercare di inventarci qualcosa, nuove forme anche di potere, di controllo, di politica, forse anche delle linee guida nuove, affinché le amministrazioni comunali, lo Stato, visto che il ministro Franceschini è molto sensibile, ha preso delle posizioni anche molto forti e coraggiose ultimamente, che vanno senz'altro lodate, ecco, partendo dal generale, arrivando al particolare, magari trovare dei meccanismi per mettere in moto una riqualificazione del nostro spazio, del nostro territorio, perché l'Italia ritorni, insomma, comincia a tornare a quello che era in passato. Noi nel Veneto cosa possiamo dire? Uno sprawl urbano, continua edificazione, quindi gli spazi residui sono pochi, ma la volontà è tanta. Questa amministrazione rappresentata dal sindaco, che mi ha portato appunto, mi ha dato l'incarico di salutare tutti voi, è disponibile, quindi non solo il comune ma anche la provincia, a iniziare un nuovo percorso. Magari questo convegno ci darà molte idee, speriamo che i convegni non restino fine a se stesso, cioè che ci sia poi una continuità. La continuità potrebbe essere proprio produrre un documento, produrre un protocollo, produrre delle linee di indirizzo, delle linee guida che possono diventare utili poi per le amministrazioni, per trovare anche risorse, per trovare momenti e occasioni per cominciare magari dal piccolo, per iniziare un processo di riqualificazione generale. Io concludo ringraziando l'onorevole Puppato, che conosco e che ho anche sostenuto quando si è rappresentata e quindi insomma ci conosciamo da tempo, è una grandissima persona di grande sensibilità, è una senatrice, cioè, che ci onoriamo di avere in questa città. Poi Marisa Fantina, che siamo amici, purtroppo facendo lo stesso lavoro, questo maledetto lavoro di architetto, ci conosciamo ormai da decenni, e comunque la nostra presidente dell'ordine. Non conosco invece Anna Lambertini, che è docente, mi dicono, di architettura del paesaggio, quindi siamo giusto sul tema. Ecco, piccola chiosa, ad esempio le scuole che abbiamo noi di agraria, ecco, non fanno nulla sul paesaggio. Potrebbe essere questo uno degli ambiti. Noi abbiamo delle scuole anche molto interessanti, molto attrezzate anche con docenti bravi, però mi sono informato, io mi occupo di scuole per la provincia, per questo vi dico questo. Non c'è nessuna scuola che abbia aperto un percorso, ad esempio, formativo sul disegno e sulla manutenzione del paesaggio, perché al di là del disegno, poi del disegno
della grande qualità formale, bisogna avere anche chi riesce poi a mantenerlo questo verde, perché molte volte ci accorgiamo, ad esempio, delle potature selvagge, degli interventi poi stradali distruttivi e così via. Insomma, quindi dovremmo scendere anche a questo livello per poter avere un paesaggio adeguato e sicuramente qualificato. Concludo, poi l'intervento sarà l'intervento dell'architetto Boeli, che ci illustrerà, io penso, questo progetto che ha fatto a Milano, ma anche altre riflessioni sue. Io ho avuto modo di ascoltarlo quando è venuto qui a Vicenza in ottobre, lo scorso ottobre, con la Fondazione Zoè, che ha fatto un bellissimo intervento, mi è piaciuto molto, quindi sono contento di essere qui. Sarei stato comunque qui anche se non avessi rappresentato il sindaco, e poi modera Stefano Busata, che ho avuto modo di conoscere questa sera, ai quali ringrazio di essere qui presenti e di averci dato questo onore di essere qui e di fare questo convegno.